Bentrovati, qui sono appuntamento con il periodo di meteo. Le correnti fredde di matrice artica scorreranno verso il Regno Unito. Non assisteremo al transito di alcuna corrente fredda e di conseguenza quelle menti oceaniche prevarranno nel corso dei prossimi giorni, senza portare ondate di gelo, quindi freddo molto intenso, indicate solo oltre i 1100-1200 metri sulle zone prealpine nel corso dei prossimi giorni. Soprattutto sulle regioni settentrionali avremo maggior possibilità, specie sulla Toscana in modo particolare, di avere attività piovosa. E quindi attenzione, andiamo a vedere in dettaglio quello che succederà. Come vedete, nel corso dei prossimi 6-7 giorni assisteremo a temperature, come vedete nel complesso, sempre sopra la media su gran parte dell'Italia, soprattutto sulle regioni settentrionali, come noterete. Fino ad oggi le ondate di freddo più intense che abbiamo vissuto sono, come vedete, per le aree in blu. Di conseguenza l'Italia ancora non è arrivato il momento che sia veramente inverno, quindi insomma una stagione totalmente differente. E come vedete nel corso dei prossimi 7 giorni continueranno maglie di questo campo anticiclonico sulla Scandinavia che andrà a influenzare anche l'Italia, proprio in mezzo. Solamente ondate di freddo che piovose andranno a interessare, e soprattutto nevose, come vedete, il compatto orientale dell'Europa e anche quello occidentale. Andiamo a vedere nel dettaglio. Vedete la giornata di lunedì, questo minimo depressionario che andrà a instaurarsi sulla Gran Bretagna con un po' di aria fredda ovviamente che giungerà da est, porterà forte maltempo su quel settore. Quando avremo fenomeni sulla nostra penisola, avremo qualche pioggia a tratti, soprattutto sulla Toscana e sulle regioni tirreniche. Altrove avremo prevalenza di cielo parzialmente nuvoloso, spesso grigio al nord. Precipitazioni potrà intervenire ancora una volta, soprattutto nella nottata e mattinata, solamente sulla Catania. Per la giornata di martedì, come vedete, le condizioni meteorologiche andranno sempre più migliorando, soprattutto sulle regioni del sud, temperature sempre in aumento anche oltre i 15 gradi, punte di 18-19 gradi pensati sulla Sicilia. E poi l'aria umida che andrà a scorrere sempre di più a partire da sud-ovest prevarrà, perché continuerà a avvicinarsi sempre più un minimo depressionario di matrice atlantico che ovviamente porterà rovesci molto importanti sulla Spagna in estensione poi verso l'Italia tra la serata di martedì e poi la giornata di mercoledì, con fenomeni comunque deboli. Come vedete martedì solo qualche piovasco a tratti sulle regioni del nord, specie su quello tirrenico e sulla Liguria, veramente cumuli poco significativi. E quindi mercoledì, come vedete, arriveranno delle piogge soprattutto sul settore nord-occidentale, e come vedete però anche lo scadimento di un fronte umido molto importante andrà a schivare anche le regioni ioniche del sud Italia. Potranno intervenire delle piogge invece sulla Emilia-Romagna, sulla Liguria, sul Bassa Lombardia e poi in significativo soprattutto sul Fiorentino, Emilia, Firenze, sull'Alta Toscana. Altrove non prevarranno piogge, sono qualche goccia sparsa, sempre tempo grigio e temperature anomale per il periodo molto umido, pensate che addirittura fino a 10 gradi in valori massimi, mentre le delicate, vi ricordo, sempre tra i 1100 e i 300 metri sulle zone prealpine, un po' più in basso sulle Dolomiti, ma veramente di poco. Possibilità poi nella giornata di giovedì che questo minimo depressionario che porta forti delicate, soprattutto sulla Danimarca, possa in qualche modo poi spingersi dalla serata di giovedì verso i settori dell'Europa centro-orientale per portare della instabilità che andrà sempre schivando però in Nord Italia, e di conseguenza anche la giornata di giovedì vedrà solamente qualche piovasco sparso, anche a tratti rovescio, sulla Toscana sempre favorita, e le piogge anche significative localmente. Sempre schivate invece le altre regioni, insomma un clima che continua a mantenersi molto umido con tempo grigio, e di conseguenza anche in corso dei giorni successivi, pensate anche alle prossime 2 settimane, le proiezioni mostrano condizioni di prevalenza atlantiche e nessuna ondata fredda, e quindi la possibilità resta comunque ancora molto bassa per fine mese, ma su questo guardate c'è ancora bassissima probabilità che torni delle ondate di freddo per tutto il mese di febbraio. Quindi a momento vi rimando ai prossimi aggiornamenti.